Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. E guerra, si ammazzano tra loro, le microspie svelano nell'Agrigentino faida tra boss, 23 fermati, c'è anche il vivandiere di Brusca. Anziani picchiati e legati ai letti, scoperta a Caltanissetta una casa di riposo degli orrori, 9 arresti. A Palermo la Vucciria, teatro di continue risse e violenze, residenti stanchi, cerchiamo aiuto, qui è un inferno. Allo Sperone, Natale difficile per i tanti poveri. Riaperto il ponte Termini, snodo fondamentale per la viabilità tra Barcellona e Terme Vigliatore nel Messinese. Caro voli, per il presidente Schifani serve una commissione parlamentare d'inchiesta, lo chiederemo a entrambi i presidenti delle Camere. Catania, Villa Fazio, bene confiscato alla mafia, giornata di feste e di gioco per i 150 ragazzi di Librino e minori stranieri. Calcio, Catania al lavoro in vista della gara interna con il Sorrento, i rossazzurri puntano a riscattare la sconfitta col Potenza, da oggi in gruppo il nuovo portiere Alessandro Farroni. Bentrovati, in apertura l'operazione antimafia dei Carabinieri, 29 le persone fermate nell'Agrigentino per associazione mafiosa e traffico di droga. Secondo gli inquirenti il timore era quello che potesse iniziare una nuova guerra di mafia. Orazio Longo. Avrebbero imposto l'assunzione di familiari o comunque di lavoratori di loro fiducia alle ditte di raccolta e trasporto dei rifiuti, di carburanti ed edili. Ma non sarebbero mancati neppure i danneggiamenti contromezzi. 2 autocarri incendiati, intestati a una ditta di costruzioni e un furgone di una rivendita di bevande di Porto Empedocle. In altra circostanza avrebbero esposto colpi d'arma da fuoco contro la saracinesca della stessa rivendita e altri in direzione della porta d'ingresso dell'abitazione di un uomo di Agrigento, colpevole di aver avuto un litigio con il figlio di uno dei presunti sodali. I carabinieri del reparto operativo di Agrigento hanno eseguito 29 dei 30 fermi disposti dalla DDA di Palermo a carico di agrigentini e nisseni, indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di droga, detenzione ai fini di spaccio e associazione mafiosa. Secondo gli investigatori probabilmente si è verificato un tentativo di imposizione del rispetto della competenza territoriale, oltre che ipotetici tentativi di osteggiare l'egemonia del gruppo mafioso al momento al vertice. Il timore era quello di un crescendo di azioni intimidatorie che avrebbero potuto portare a una vera e propria guerra di mafia. Nella lista dei fermati, oltre al 45enne Fabrizio Messina, fratello del boss Gerlandino, c'è anche Pietro Capraro, già coinvolto in inchieste antimafia, e altre vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. I gruppi criminali avrebbero avuto in mano anche il monopolio del traffico di stupefacenti, sequestrati oltre 100 kg di hashish, oltre 6 di cocaina e 120.000 euro occultati all'interno di un'autovettura. A Catania, condannate a 6 anni 3 dottoresse dell'ex ospedale Santo Bambino nel processo sulla nascita il 2 luglio del 2015 di un bimbo con gravissimi disturbi neurologici, perché avrebbero tardato a intervenire con un parto cesareo per non restare ancora al lavoro. Una terza dottoressa è stata condannata a 5 anni. Le 3 dottoresse sono state interdette in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente per la durata della pena. Nel processo l'azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, a cui faceva capo l'ospedale Santo Bambino, è entrata con il doppio ruolo di responsabile e parte civile ed è stata condannata in solido al pagamento dei danni morali da stabilire in altra sede. E adesso andiamo invece a Caltanissetta, dove è stata scoperta una casa di riposo degli orrori con anziani picchiati, derisi, legati ai letti o lasciati nudi. 9 le persone arrestate, 6 di loro sono finite in carcere, altre 3 ai domiciliari. Il servizio è di Rita Cinardi. Sono 9 gli arrestati della casa di riposo Santa Chiara di Caltanissetta con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona, con l'aggravante di aver agito per futili motivi e nei confronti di persone anziane, spesso malate, che non potevano difendersi. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, le 2 titolari della società che gestivano la casa di riposo sarebbero state consapevoli dello stato di abbandono in cui versavano gli ospiti della struttura e della carente gestione dei servizi, ma non avrebbero adottato alcun provvedimento. Gli altri, tutti operatori sociosanitari, sono accusati invece di aver maltrattato gli anziani utilizzando nei loro confronti un linguaggio offensivo, minaccioso, volgare, schernendoli per la loro incontinenza. Secondo quanto documentato dalle immagini dei carabinieri, spesso i malati venivano lasciati nudi tra feci e urine e offesi perché non riuscivano a controllarsi.
Alcuni operatori avrebbero anche tenuto bloccati gli anziani sui letti per diverse ore con dei mezzi di contenimento, tra i quali delle tute che rendevano impossibile ogni movimento, con l'aggravante, secondo quanto si legge nell'ordinanza, di aver agito per motivi abietti e futili, consistiti nel fastidio di dover continuamente monitorare i bisogni fisici e le esigenze degli anziani ospiti e quindi nella impossibilità di poter riposare in orario notturno senza essere disturbati. Inoltre si trattava di anziani spesso non autosufficienti. I fatti sarebbero venuti soprattutto in orario notturno, quando per i familiari sarebbe stato impossibile accorgersi di quanto accadeva. In un'occasione, secondo quanto documentato dai carabinieri, sarebbe stato praticato anche un clister ad un anziano, cui furono provocate acute sofferenze e fuoriuscita di sangue, dopodiché sarebbe rimasto bloccato a letto per ore con gli operatori incuranti delle urla di dolore. Risse, violenza, uso di alcol e feriti, la Bucciria a Palermo teatro del caos. Residenti stanchi dicono cerchiamo aiuto, qui è un inferno. Marco Gulla. La Vucciria, teatro di caos, l'accoltellamento del 29enne bengalese da parte del turista americano in carcere con l'accusa di tentato omicidio riaccende i riflettori sulla sicurezza in centro storico. I residenti sono esasperati e chiedono una soluzione definitiva, una riqualificazione della zona. La Vucciria ormai è diventato un teatro di guerra, un teatro di stupefacenti, alcol, liti, discoteche a cielo aperto, discariche a cielo aperto. Ormai la Vucciria sta diventando invivibile. Le iniziative prese dal governo comunale e locale che non sta avendo alcun effetto. Risse, violenza, alcol venduto a basso prezzo. Chiediamo più presenza dello Stato, più presenza del governo locale, più presenza delle forze di polizia che a chiamata neanche intervengono. Oggi la convalida del fermo per il turista americano, ancora mistero sul movente, perché il 23enne ha accoltellato il ragazzo bengalese. La causa si debba ricercare su quello che è il teatro notturno della Vucciria, ad iniziare dal commercio di stupefacenti. Bisogna cercare la motivazione di questo accoltellamento, perché un turista americano che viene in vacanza in Sicilia e si va a divertire durante la notte alla Vucciria non penso che voglia accoltellare un bengalese. E qui infatti non è il palermitano solamente che spaccia, qua lo spaccio viene affidato anche alla gente straniera. Questa mattina è stato riaperto il ponte Termini, uno snodo fondamentale per la viabilità della zona tirrenica nel Messinese tra Barcellona e Terme Vigliatore. Francesco Triolo. Uno snodo importante e fondamentale per tutta la viabilità della zona tirrenica del Messinese. Il ponte Termini, che collega Barcellona e Terme Vigliatore, è stato riaperto nella mattinata di oggi alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Alessandra Ricò e rappresenta una conquista per un territorio che nell'ultimo anno soprattutto ha dovuto fare i conti con un'emergenza viabilità che ha condizionato tutto il comprensorio spaccato in due sul torrente Patri. L'intervento realizzato ha mantenuto l'estetica del ponte esistente ma ha inserito una nuova struttura portante formata da un impalcato costituito da travi in acciaio e una soletta in cemento armato. Il risultato finale è stato quello di restituire all'utenza un'opera strutturalmente adeguata alle ultime norme tecniche per le costruzioni. E ci sono tutta una serie di arterie in cui il governo regionale e il governo nazionale sono impegnate anche in previsione e soprattutto per la previsione della costruzione del ponte sullo stretto. Oggi apriamo un'arteria fondamentale che collega due comuni importanti come Barcellona e Terme Vigliatore, un'opera è un ponte di 223 metri e uno dei pochi in Sicilia in cui si è preservato lo status quo, cioè un ponte che ha oltre 100 anni dalla costruzione, sono stati costruiti degli impalcati per raddoppiare la larghezza delle carreggiate e dare una viabilità, la migliore viabilità possibile a questo territorio. Lungo 203 metri, i lavori erano iniziati a luglio dello scorso anno, la fine prevista a luglio del 2024 è slittata qualche mese, ma i lavori di rifinitura del ponte continueranno anche nei prossimi mesi per alcuni lavori ai piloni. L'importo per la realizzazione si è attestato sui 4 milioni di euro e l'intervento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione della rete stradale di ANAS in Sicilia. Contro il caro voli serve una commissione parlamentare di inchiesta. Il presidente della Regione, Renato Schifani, annuncia che la Sicilia lo chiederà ai vertici delle due Camere. Malio Viola.
Per combattere davvero il caro voli serve una commissione d'inchiesta che stani il sistema che sta alla base dell'escalation dei prezzi. Ne è convinto il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che oltre un anno fa presentò una denuncia all'antitrust sospettando che le compagnie facessero cartello fra loro. Quella istruttoria fu chiusa perché non era possibile dimostrare quanto sospettato, ma all'antitrust in seguito furono dati altri poteri in base ai quali c'è una nuova istruttoria ancora in corso. Sul caro voli stiamo facendo tutto ciò che è possibile fare, stanziando tante risorse finanziarie, ma non possiamo fare la guerra alle compagnie per i loro prezzi perché non tocca a noi, dice oggi Schifani, che ha affrontato il tema a margine della cerimonia per la firma del contratto che stabilizza i precari delle Camere di Commercio. Abbiamo denunciato all'antitrust questo scandalo, poi se il governo ce la fa penso che sarà necessario chiedere con garbo l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta su quello che si sta verificando, ha aggiunto il presidente della regione. Lo chiederemo a entrambi i presidenti delle Camere perché è giusto che il Parlamento abbia cognizione di quello che succede. Le regole vanno rispettate e auspico che questa commissione d'inchiesta possa avere poteri di persuasione. Far pagare 1.000 euro a persona per chi vuole andare e tornare dalla propria terra è uno scandalo, ha concluso. Attualmente è comunque in vigore il decreto regionale che ha istituito per tutti i siciliani nel periodo delle feste uno sconto o in alternativa un rimborso del 50% del prezzo del biglietto aereo. La condanna a 4 anni e mezzo per Don Rugolo, accusato di violenze sessuali continuate, ha scoperchiato un inquietante scenario di abusi nella diocesi di Piazza Armerina, in un triangolo nero che tocca Enna, Gela e diverse parrocchie. Gerry Italia. Il caso di Don Rugolo, condannato a 4 anni e mezzo per aver esercitato violenze fisiche e psicologiche su una vittima per oltre 4 anni, potrebbe essere solo la punta di un iceberg che scuote dalle fondamenta la diocesi di Piazza Armerina. Oltre alla condanna per quanto subito da Antonio Messina, il sacerdote è accusato di abusi su altri 2 minorenni. Il processo ha così aperto uno squarcio su una rete di abusi che scuote l'intera diocesi in un triangolo nero tra Enna, Gela e Piazza Armerina. Intercettazioni ambientali rivelano che lo stesso vescovo Gisana avrebbe parlato di un prete della diocesi, accusato di abusi su una minore e successivamente trasferito senza alcuna conseguenza. Chiaramente finché non viene fuori, io non ci posso dire a chi sto della panzemia, però io mi chiedo perché chi sto a 60 anni e riesce ad uscirne a galla da tutte le cose che combina e ha combinato. Il suo povero picciotto a 37 anni, 38 anni ci è successo di dove ci è successo. Ed è proprio a Gela che la situazione sembra fuori controllo. Nel 2020 prende il via un procedimento a carico di un militare gelese molto attivo nella Chiesa Madre cittadina per violenza sessuale su minore, oggi ancora pendente innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta. Da questo procedimento vengono fuori altri 2 casi di violenza sessuale a danno di minori. Il primo ad opera di un catechista formatore presso la stessa Chiesa Madre che avrebbe abusato di un ragazzino dai 12 ai 18 anni, rinviato a giudizio dal GIP del Tribunale di Gela. Nel novembre del 2021 viene poi arrestato dalla Polizia di Stato un altro catechista di Gela, attivo in una parrocchia della periferia cittadina, con l'accusa di violenza sessuale su una minore. Una serie di episodi che richiedono chiarezza e trasparenza, mentre la giustizia continua il suo lavoro su una vicenda che sta sconvolgendo l'intera comunità. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Abbiamo famiglie allo Sperone che non hanno nemmeno la bombola del gas per cucinare. È l'allarme lanciato dal parroco del quartiere palermitano. Per molte famiglie, dice Don Ugo Di Marzo, l'ascensore sociale è fermo da sempre. Marco Gullà. Quartiere Sperone di Palermo, la disoccupazione che va a braccetto con la povertà. Per molte famiglie del quartiere palermitano sarà un Natale all'insegna delle preoccupazioni. Incontriamo Don Ugo Di Marzo, parroco dello Sperone. La chiesa è un punto di riferimento per tante famiglie che hanno difficoltà quotidiane. Un Natale sicuramente in famiglia come tutti, ma un Natale anche complicato. C'è precarietà, c'è povertà in alcuni casi anche estrema, c'è chi neanche ha la bombola per cucinare ancora nel 2024. Questo ci fa riflettere. Il crollo dei sussidi senza un'alternativa valida ha creato tanta confusione. La Chiesa fa quel che può, aiuti e beneficenza, ma il più delle volte non basta. Il vero problema è che l'ascensore sociale continua a non salire. Si viene, si fa un'attività, si porta qualcosa, si fa un progetto e poi tanta gente non può salire quell'ascensore sociale che rimane ai piani alti e non dà spazio a questa gente di salire al livello degli altri.
un ascensore fermo per tante famiglie del quartiere. Proprio in questi giorni ho saputo, ed è proprio qui nel mio ufficio in questo momento, di una famiglia che da 5 giorni non ha la bombola e non può cucinare. Hanno mangiato freddo, sono lavati con l'acqua fredda, non hanno materialmente il gas in casa. L'ho scoperto per caso, li ho contattati, adesso li stiamo incontrando appunto per sistemare la situazione e dargli una mano per quello che è possibile, perché ripeto, la parrocchia non ha grandissime risorse. Noi siamo sotto in banca oggi di circa 40.000 euro ed è pesante, però siamo stabilmente sotto e questo già è una grazia, quindi continuiamo a fare quello che dobbiamo fare perché è importante, perché è giusto, perché il Natale per tutti deve essere Natale per ogni famiglia. A Catania hanno trascorso una giornata di feste e di gioco, 150 ragazzi di Librino e minori stranieri, tante le storie di inclusione nel centro educativo di Villa Fazio, che è un bene che è stato confiscato alla mafia. Giusy Lazzara. È come una seconda casa per i ragazzi di Librino che partecipano alle attività del centro educativo di Villa Fazio di Catania. In questo bene confiscato alla mafia oggi del comune è una giornata di festa che accoglie più di 150 giovani del quartiere e minori stranieri. Giocano e si divertono nei tornei di pallacanestro e di calcio. Librino, un po' tutti lo descrivono tipo un quartiere pericoloso, però io lo vedo un quartiere come tutti. Quando vieni qua cosa fai? Cosa fai con le tue compagne? Giochiamo a rugby, a calcio. E nessuno vuole rinunciare a giocare e partecipare alle attività. Questa mattina mi ha chiamato la mamma di una bambina per dirmi che sua figlia sarebbe andata a trovare il papà in carcere perché era una giornata dedicata ai saluti natalizi, ma che avrebbe trascorso poco tempo perché voleva stare con la sua famiglia in questa giornata particolare, quindi ha deciso di stare un'oretta col papà e di raggiungerci qui per questa giornata che non voleva perdersi. Educazione inclusiva è la mission di tutte le associazioni presenti a Librino del consorzio Il Solco, che da anni educano al rispetto e alla legalità i bambini e le bambine del quartiere. A Villa Fazio ogni giorno i volontari sono presenti per gli eventi sportivi, laboratori artistici, musicali e attività di doposcuola. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, ripresa anticipata degli allenamenti del Catania che ha voglia di riscattare la sconfitta col Potenza. Infermeria di nuovo piena dopo gli infortuni di Beters e di Gennaro. Da oggi in gruppo c'è il nuovo portiere Alessandro Farroni. Il servizio è di Francesco Triolo. Non c'è tempo per recriminare, occorre rialzarsi subito e dare un segnale. Quello che il Catania c'è. La partita contro il Sorrento di domenica al Massimino diventa un crocevia proprio alla vigilia della sosta del campionato per le festività natalizie. La sconfitta interna contro il Potenza ha lasciato il segno, la squadra è tornata subito ad allenarsi, un modo per testimoniare anche la voglia di lavorare e riscattarsi. Toscano deve valutare diverse situazioni dei singoli in vista della prossima partita, a cominciare dalle condizioni di Castellini che potrebbe tornare a pieno regime in una difesa tutta da ricostruire, così come Inglese che la scorsa settimana si è allenato col contagocce. Le notizie dell'infermeria infatti non sono state buone. Beters e Di Gennaro oggi saranno operati a Villa Stuart a Roma, il portiere per una lesione ai legamenti della caviglia destra, il difensore per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Entrambi dovranno restare fermi per qualche tempo e ovviamente salteranno l'ultima partita del 2024, quella proprio di domenica in casa contro il Sorrento. Per sopperire all'emergenza tra i pali il Catania ha ingaggiato Alessandro Farroni, 27 anni, ex Alessandria. Farroni potrà essere inserito immediatamente nella lista dei 23, visto che il regolamento non prevede limitazioni per quanto riguarda i movimenti. Era alla Vis Pesaro, ma si è svincolato alla fine di agosto in coincidenza con l'avvio del campionato. Detto questo, Toscano dovrà lavorare anche sulla mente dei suoi giocatori che hanno subito una bella batosta con la sconfitta di domenica scorsa, proprio nel momento in cui sembrava che tutti i pezzi del puzzle si stavano mettendo a posto e il Catania potesse lanciarsi nelle zone alte della classifica. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.